Si è svolto domenica 14 presso il boschetto di Maddalusa a San Leone di Agrigento la cerimonia di apposizione della targa ai luoghi del cuore FAI alla presenza del delegato di Agrigento, avvocato Taibi, del sindaco Miccichè e di altre autorità. L'iniziativa, voluta fortemente da Adriana Iacona e Alessandro Tedesco, delegati FAI, scaturisce dal risultato che ha visto raggiungere l'area di Maddalusa posizionandosi al 131esimo posto con 3.012 voti del censimento nazionale dei luoghi del cuore, progetto che mira alla sensibilizzazione del valore del nostro patrimonio, che permette ai cittadini di segnalare al FAI i luoghi che andrebbero non dimenticati, anzi da ricordare. È il caso del boschetto di Maddalusa a San Leone. Un lavoro paziente, un lavoro coraggioso quello che facciamo con la delegazione, non facile, siamo un gruppo di volontari, però ci stiamo impegnando tanto e adesso cercherò di parlare anche di questo. Dicevo, il lavoro tra associazioni e istituzioni è fondamentale, noi riteniamo che possa essere anche la chiave di volta, cioè proprio lo sviluppo economico anche possa partire da questa collaborazione. Noi dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo abituare i nostri bambini, i nostri figli, chi ci sta accanto, dobbiamo educarli a rispettare l'ambiente. Diciamo è stato un lavoro complesso, articolato e siamo riusciti a portare avanti grazie anche al supporto del comitato Maddalusa. Monte Lusa, che non è altro che questo monte qua dietro. Questo è il monte Lusa, dove c'è la costruzione ex Pantalena. Questo è Monte Lusa. E Maddalusa viene da lì. Lì c'era una cava meravigliosa. 1, 2... Dai, scopriamo. Ecco!